Questo pomeriggio nell'appuntamento di Caorle di Digital Tourism abbiamo parlato di prodotto turistico. Il prodotto turistico è il motore che attiva, il turismo in destinazione ed è anche l'oggetto del fare turismo in maniera intelligente. Quindi c'è stata la possibilità di presentare la sintesi delle linee guida elaborate dalla Regione del Veneto come strumento a servizio dello sviluppo del turismo delle destinazioni. La Regione infatti ha nei suoi obiettivi strategici quello di supportare l'azione delle destinazioni e delle imprese sul fronte della innovazione e differenziazione. Il territorio, la Regione sarà competitiva se le destinazioni riusciranno a mettere in campo prodotti attrattivi, quindi innovativi. Per fare questo quindi abbiamo riflettuto sull'importanza della governance multilivello, capacità dei singoli territori di interagire tra di loro e tra livelli diversi, in particolare con la direzione turismo. Abbiamo parlato di qualità dell'esperienza e quindi il tema della carta dei servizi. Poi abbiamo messo l'accento su un aspetto importante, che non basta confezionare esperienze, ma dobbiamo mettere sul mercato prodotti, e quindi la carta del servizio serve poi per arrivare a un catalogo di prodotto. Una volta che il prodotto è riconosciuto dal mercato e acquistato dal mercato, è opportuno quindi anche sviluppare una strategia di distribuzione del prodotto, e da questo punto di vista lo strumento chiave cardine è il Destination Management System, quindi quello strumento che ha la base poi della strategia delle destinazioni intelligenti del sistema Veneto.